Inconfondibile, intramontabile la voce di Michael Jackson che abbiamo ascoltato qui su Radio In con la sua Rock With You, ma noi adesso abbiamo un altro ospite da presentarvi. Mi sa che lo conosci bene. Conosco bene anche quello sfondo. Piero Lidonni, ben arrivato. Ah, sei proprio al suo centro. È nei nostri uffici. Ciao. Sono al centro sperimentale, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie ben Ivan, arrivato. grazie Eliana per avermi invitato. Beh, ti ho talmente stressato in questi anni, parlo di anni. Anni. Poi E ti ha sempre detto di no. Il programma. E tu Non No, è vero, no, almeno non è una così. volta l'anno vengo. Dai. Almeno una volta l'anno. Sei raffreddato stamattina? Un po'. Perdonaci se ti abbiamo rosicchiato qualche minuto, Piero, ma abbiamo parlato di questo film di Davide Ippolito, New York solo andata, abbiamo avuto anche un musicista. Adesso è la volta di raccontare questo tuo lavoro presentato al Torino Film Festival, e che so che è stato molto apprezzato perché è un lavoro che riprende un importante documentario del 1980 di Ettore Scola dal titolo Vorrei che volo, e qui c'è la locandina del tuo lavoro, Massimino. Come ti è venuto in mente di raccontare questa storia riprendendo una piccola perla, un capolavoro di Ettore Scola? Allora, diciamo che l'occasione me l'ha dato il premio Zavattini. Il premio Zavattini è un premio istituito dalla Fondazione Aumod, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, e diciamo i partecipanti a questo premio, stiamo parlando del 2016, potevano scegliere tra i tanti prodotti audiovisivi dell'Aumod dei film o dei frammenti di film su cui poter fare un riuso creativo del materiale d'archivio, ovvero dare nuova vita a questi materiali. Io mi ero avevo trovato questo documentario di Scola, in realtà volevo prendere questo bambino che si vedeva spesso in questo documentario, utilizzarlo come fil rouge per un film sull'immigrazione interna degli anni 70 e 80, esatto, e mentre sto facendo ricerca all'Amod trovo i faldoni di produzione di questo documentario, quindi tutte le informazioni di produzioni come i nomi delle persone con cui avevano lavorato, le liberatorie e così via, e diciamo rintraccio il nome e cognome di questo bambino, che comincia immediatamente a cercare prima sulle pagine online della Stampa, che è un archivio pubblico molto interessante sul web, e poi diciamo attraverso Facebook. Intanto sulla Stampa scopro che questo ragazzino, che doveva incarnare la speranza di un futuro migliore ed era diciamo da Scola raccontato come il figlio ideale di Fortunato Santospirito, che era il protagonista di un film che Scola aveva girato nel 73, scopro che questo Massimino diciamo è finito più volte in carcere, ha avuto diversi problemi con la giustizia per piccole rapine e cose così, e quindi dico oddio, ma che succede? Questo già 10 anni dopo la speranza di un futuro migliore si trova già in questa situazione, e quindi diciamo provo a contattarlo e trovo questo ragazzo a Torino. Lui chiaramente l'unico rapporto che aveva avuto col cinema l'aveva avuto tramite questa relazione con Scola, per cui si aspettava di trovarsi davanti al cinema vero, no? Al cinema romano, mentre trova un documentarista, no? Atmosfera completamente diversa, diametralmente opposta. Diversa, sì, perché lì è poi lo noi show documentaristi... e l'altra invece è una dimensione molto intima. Esatto, da corpo a corpo. E allora comincio a ragionare con questo ragazzo su come raccontarlo 40 anni dopo, e ne viene fuori diciamo un ritratto anche abbastanza impietoso, perché chiaramente a distanza di 35 anni, 40 anni, Massimino ha avuto un percorso un po' disastrato. Ecco, il film mette a confronto questa speranza di un futuro migliore, la relazione tra Scola e questo bambino, e poi Massimino nei giorni nostri. Massimino nei giorni nostri, che è sostanzialmente un disoccupato che prova in tutti i modi a cercare lavoro in una Torino che è completamente diversa da quella degli
anni 80, perché Torino è stata per anni la capitale dell'industria automobilistica europea, ma la cosa interessante di Torino è che è stata anche la quarta città con il maggior numero di meridionali d'Italia, quindi lui era figlio di meridionali, rimane diciamo dentro quel limbo là, nel senso non si riesce a emancipare e a integrare dentro il tessuto cittadino, e ne viene fuori diciamo un affresco sulla nostra contemporaneità che ci dice tanto di Torino e ci dice tanto di che fine hanno fatto diciamo i figli della classe operaia di quegli anni. Vediamoci il trailer nella nostra diretta Facebook, tra l'altro confezionato benissimo, perché ho voluto scegliere questo fermo immagine perché è emblematico su cosa il maestro Ettore Scola dica a questo bambino timido e impacciato sul suo futuro, che poi sarà assolutamente diverso. Per fare tutto questo diamo spazio alla musica alla radio, che ci permette di approfondire attraverso le immagini con i nostri collegamenti streaming sulla pagina Facebook di Radio In, ma per chi è sintonizzato sull'FM 102 di Radio In invece ci sono i Train con Calling All Angels. E da qui possiamo fare partire il video. Torino, marzo 1980. Ettore Scola sta girando un nuovo film, questa volta con un piccolo protagonista. Allora, tu non hai dubbi? No. Nessuno? No. E allora tu avrai un sicuro futuro di intellettuale, collaborerai ai grandi giornali e alla Rai TV. Mi sta facendo tremare. Eccoci qui tornati, tra l'altro già la grafica, no, del nome che riprende il vecchio logo della Fiat. No? Non è casuale, conoscendo Piero lui è molto attento, e tra l'altro... L'avevi immaginata subito, idea tua, suggerita? Ma sai cosa? Qui a Palermo proprio c'è un'officina che si chiama Vitale in via Vito Lamantia, e mentre stavo tornando a casa un giorno dal centro sperimentale ho visto questa scritta, ho detto no, ma io devo chiamarlo così, cioè il film lo volevo chiamare Massimino, ma l'idea di grafica mi venne da lì e mi sembrava una cosa in realtà molto divertente ma anche molto tenera, no? Perché c'è questa mancata promessa, no? E allora ho fatto questo tributo a questo logo, no? degli anni 50, 60, 70, che ha un po' accompagnato l'infanzia di tutti gli italiani. Che poi Piero... qua io divento una nostalgica, però ora c'è sta mania, smania e mania di cambiare i loghi continuamente, Sì. ogni anno si fa un restyling praticamente. Invece prima crescevi con un'immagine alla quale ti affezionavi, no? Ma poi non importa se tu La avevi una SIP. Fiat o avevi qualcos'altro. C'erano quei SIP. loghi lì, quegli anche affetti nei confronti di qualcosa che guardavi con la coda dell'occhio, ti dava una sicurezza, sapevi già cosa fosse. E quindi è una citazione, magari i giovanissimissimi non potranno coglierla, ma sarà un modo anche per riportarli in quello che è un elemento visivo, grafico, che ha contraddistinto tanti anni dell'Italia. Torniamo dell'Italia, non solo in Italia, perché poi è un marchio Al mondo. comunque della storia italiana in generale. Torniamo anche in FM. Ed
Dopo Train torniamo su Radio In, siamo in collegamento con Piero Lidonni, stiamo raccontando Massimino. Te l'aspettavi tu questo risvolto nella vita di Massimino? È emblematico il fermo immagine che Piero ha scelto per la sua locandina, un uomo solo sotto un lampione con le spalle curve. Permettimi di fare un elogio a Piero, perché nel racconto su come ha scoperto questa storia è un po' anche quello che lui trasmette da bravissimo formatore a chi vuole studiare il cinema documentario, il cinema del reale, dove deve avere davvero anche l'originalità della ricerca, un po' come fa, è una metafora che utilizzo spesso, Piero, quello dell'archeologo con il pennellino che deve andarci delicatissimo sul pezzo che sta per portare fuori, e deve avere lì la grande intuizione che quella storia diventerà un film. Dico bene? Sì, ma poi per me è stato una ricerca molto interessante. Io, fra l'altro, quando lavoro cerco sempre di trovare, diciamo, una maniera per raccontare città che non conosco ma dove vorrei abitare. Siccome i film di solito sono dei mondi paralleli in cui andare a vivere, per me, diciamo, il racconto di Massimino è stata anche l'occasione di poter passare del tempo a Torino, di poter conoscere meglio la città, di poter diciamo inabissarmi nella realtà di una città che stava cambiando e che avevo conosciuto solamente tramite i libri di storia, e quindi, diciamo, trovare questa storia mi ha permesso di riconnettermi con un mondo del passato, no? Ma facendolo rivivere, no? Perché una cosa è leggere appunto i libri di storia e appassionarsi alle storie, un'altra cosa è prendere quelle storie e provare a rimaneggiarle e a dargli una nuova vita. Massimino è stato un po' questo. Fra l'altro, diciamo, l'idea del film era quella di fare un progetto un po' più lungo, e invece, diciamo, questo corpo a corpo con Massimino di cui parlavamo all'inizio del film si infrange improvvisamente alla terza, quarta settimana di conoscenza, e Massimino sostanzialmente mi abbandona lungo il percorso. Avrei voluto molto di più approfondire la sua storia e quella dei suoi familiari, e invece non ho potuto. E questo per farvi capire, nel senso, per farvi capire quanto era interessante questa storia. Era come se ci fossero degli elementi, diciamo, di quell'Italia che non viene più raccontata a rallentatore, quantomeno. Noi l'Italia la raccontiamo spesso attraverso i numeri, ma sempre meno attraverso le storie, soprattutto delle persone. E Massimino, per esempio, aveva una suocera che nella cantina del suo appartamento, che era un appartamento occupato al MOI, che era il quartiere olimpico utilizzato per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, esatto, e questa signora si comprava in stock degli orsacchiotti, dei peluche così, e ci ricuciva sopra le toppe, no? Sì. E anche questa storia qui era una maniera anche molto, come dire, antica di arrangiarsi, e c'erano chiaramente vari livelli di lettura su questa storia. Non a caso, diciamo, poi Massimino va a riflettere l'immagine, il fermo immagine che avete scelto voi, non è solamente l'immagine di una persona che sta seduta su una panchina a Torino, ma è l'immagine di una persona che sta seduta nel lungo Po a Torino, ai Murazzi, che è uno dei luoghi, diciamo, simboli della città, in un inverno, diciamo, desolato durante i giorni di Natale, perché il cappello da Babbo Natale, me ne sto accorgendo soltanto adesso. Il cappello a Babbo Natale, perché Massimino, diciamo, prova in maniera un po' come dire, bizzarra a cercare lavoro in via Po, che è la grande via che collega Piazza Castello a Piazza Vittorio, e prova a dare questi volantini in cui si propone come muratore elettricista, ma nessuno lo calcola, perché la città va troppo veloce ed è una città molto diversa, molto più rinchiusa in se stessa rispetto alla città che raccontava a scuola, che era appunto una città di prospettiva e di apertura.
Piero insegna cinema documentario al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, sono orgogliosissimo di averlo con noi quest'oggi. Tra l'altro Massimino è un film del 2017, il suo film che abbiamo avuto l'onore anche di raccontare, La nostra strada del 2020, continua a viaggiare, continua ad avere grandi riconoscimenti. Ed Eliana, quando noi ospitiamo le scuole, facciamo le giornate di orientamento, propongo sempre frammenti di questo straordinario lavoro di Piero, che ha seguito negli anni l'evoluzione di alcuni ragazzi all'interno di una classe di un istituto ai margini della città. Ecco, quello che mi piace molto evidenziare di Pier Francesco Lidonni è proprio questo suo impegno nel sociale, nel raccontare delle storie spesso borderline. Sì, è la cosa che piace anche a me, anche se mi piace, diciamo, tingerla con i toni della commedia, nel senso che penso che i film documentari, nonostante siano dei film molto spesso sulla carta impegnativi, devono avere quell'elemento di entertainment che riesce anche a prendere dei pubblici più ampi possibili, ed è la mia maniera di lavorare, nel senso, non mi piace lavorare, diciamo, per le nicchie, provo a lavorare nei limiti del possibile per fare dei lavori che possono arrivare a tutti e che parlano a tutti. E i risultati dicono che sia una bellissima strada quella che hai preso e che porti avanti. Adesso lasciamolo andare in classe. Non lo fai per lui, lo fai per te, no? Perché sennò poi l'ho capito come funziona qui questa cosa. Lei è dietrologica. Vedi come funziona. Piero Lidonni, grazie mille per essere stato qui con noi. Quando un giorno verrai a trovarci in presenza in studio, poi ci racconterai di come avere Ivan Scinardo come direttore. No. Sì, Esatto, certo. facciamo al contrario, facciamo che un giorno Ivan si collega su io. Skype, Sì, e Piero viene qui e facciamo tu vieni questo al mio esperimento. vengo qui a intervistare Io da ci voi, a sto. intervistare Ivan. Evviva. Quando Io ci sto, vuoi, vediamo guarda. cosa succede. Per il Grazie. 2025 non ho niente, per il 2024 non ho niente, quindi posso venire a fare questo. Non è vero. Lo sai. Però può essere uno dei buoni propositi, uno dei tanti buoni propositi. Grazie mille Grazie Piero a per voi. essere stato qui con noi, buona giornata. Grazie, fra poco. arrivederci. A fra C'è una poco. piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo ancora insieme, un altro ospite soltanto Un qui super all'interno ospite, di Open Day su una Radio persona In. importante. I consigli di Radio In.